Finalmente inauguriamo questa casa delle associazioni. Prima era l'ex scuola elementare e subito, appena spostata nella nuova sede della scuola elementare, abbiamo voluto darla alle associazioni. L'abbiamo però efficientata dal punto di vista energetico con un investimento di circa 100.000 euro. Abbiamo sostituito tutto l'isolamento termico di quest'atrio e acustico, così da poterlo utilizzare anche per fare avvenimenti, altrimenti c'era un riverbero troppo importante. Un efficientamento anche dal punto di vista dell'illuminazione, abbiamo rifatto tutta l'illuminazione, abbiamo sostituito tutti i termosifoni con dei ventilcovettori molto più pratici e molto più utilizzabili all'interno di questi stabili, la caldaia nuova, rifatto praticamente tutte le aule, le nuove sedi, il pavimento, installato un proiettore con un maxi schermo, insomma uno spazio che vogliamo dare alle nostre associazioni perché sia vissuto, perché sia cuore pulsante della nostra Possagno. Sì, bisogna dire che il Veneto si distingue, le associazioni sono il pilastro, vorrei dire uno dei pilastri della nostra società e quindi anche e soprattutto nella pandemia hanno dimostrato tutta la loro efficienza e soprattutto la vicinanza alle esigenze del territorio. Oggi per me è un onore testimoniare, portare il saluto dell'istituzione che rappresento per dare importanza e la giusta rilevanza a loro, che sono una nostra risorsa tipica veneta, vorrei dire. Allora, la biblioteca è aperta 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Noi siamo qui con diverse attività, oggi presentiamo il mercatino del libro, in più noi siamo diventati città che legge nell'anno 2021-22 e lavoriamo tantissimo come attività promosse sia per la casa di riposo, sia per l'asilo che per le varie scuole che ci vengono a trovare. Allora, per noi è importantissimo avere una sede, in realtà in precedenza avevamo solo un armadio e questo ci limitava un poco, ma insomma voglio dire quelli di Avis sono organizzati per cui le riunioni potevano essere o nelle case del presidente, del vicepresidente, di qualsiasi consigliere, insomma ci trovavamo lo stesso. Avere una sede però è più importante per avere riunito tutto il materiale che abbiamo potuto accumulare in questi anni di attività. Significa tutto perché avere un punto d'appoggio, che prima avevamo le attrezzature in 4-5 posti, quando cerchi una cosa non la trovi più. Qua avere tutto su un posto vuol dire essere organizzati per qualsiasi evenienza. Ci siamo trasferiti, non abbiamo avuto il tempo, però l'idea di fare tutta una carrellata di foto, perché sono 90 anni, 91 per la precisione, e anche per la gente che viene, vede cosa abbiamo fatto, vede i nostri veci, la nostra storia, perché dimenticare la storia è sbagliato. Allora, chiamarlo museo un po' troppo, io la chiamo raccolta. Allora questa è nata perché io andavo spesso per le scuole portando oggetti, però quando portavi gli oggetti avanti e indietro, qua il sindaco ha detto ti diamo una stanza dove tu puoi allestire una mostra che rimarrà permanente e così abbiamo fatto. Allora qua quando ci sono le scuole, tipo i Cavani, qua a Possagno, ma anche le scuole comunali o anche altre scuole in giro, vengono qua, spazio pulmino c'è, parcheggio ce n'è, vengono qua, la cosa è tutta già esposta, perciò soprattutto serve per le scuole. Dopo se qualcuno vuole venire a visitare basta che parli con la biblioteca o si metta in contatto, ecco. Allora, tutti i reperti qua c'è un po' di tutto, dalle bombe, agli elmetti, al materiale di logistica, ai rifornimenti, vetrovagliamento. C'è un po' una rappresentanza di un po' di tutto per andare bene a spiegare a tutti i vari oggetti cosa era insomma questa guerra. C'è un po' di tutto del campo di battaglia, cosa si trovava al termine della guerra, come poteva essere, cosa era rimasto sul Monte Grappa. E tutto il materiale qua, il 95% viene dal Grappa. Ecco, Possagnot, intanto il gruppo folcloristico di Possagno ha una lunga storia a Possagno. Siamo partiti 40 anni fa usando questa stanza, ancora in quei tempi. Attualmente abbiamo una nostra sede al di fuori di questo spazio. Abbiamo ricevuto giustamente dal Comune uno spazio anche noi in questa struttura che ci serve un po' da appoggio per le attività nostre che sono su 2 fronti. La prima è l'attività folcloristica, quindi le tradizioni, il ballo, il canto e la parlata antica, e su un altro fronte la coralità polifonica di Enclara Vox, una emanazione dei Possagnot che
cura concerti di polifonia sacra importanti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso chi fa il dato 7-8 tentativi, il problema è l'elettricista. Il problema è l'elettricista, quello è. 10. Perché se no, il batterista deve battere del P, batti del P. Ma i percussionisti, ma massa polonese, deve battere del P perché si fissa, se no non si fissa. Pronti?